Ben ritrovati gentili telespettatori di Caffè TG24 per questa nuova edizione del telegiornale del Veneto Orientale che apriamo subito con la cronaca e con un incidente stradale dal spettacolare, se permettete il termine, con un anziano che ne è uscito miracolosamente quasi illeso, insomma è stato trasferito in ospedale per gli accertamenti, ma poteva andare davvero peggio. È successo questa mattina a Pradipozzo di Portogruaro. Guardate queste immagini e sentiamo dunque il servizio di apertura del telegiornale. È finito con l'auto sotto da un autotreno, un 86enne viene salvato per miracolo. Quando questa mattina Savian di Pradipozzo di Portogruaro è stato estratto da ciò che rimaneva della sua Fiat Panda, i soccorritori non hanno creduto ai propri occhi, già perché l'anziano portoguarese si è messo a dialogare con gli stessi soccorsi, quasi a voler osservare cos'era accaduto. Una scena che si è presentata ai primi soccorritori questa mattina verso le 11, che non faceva però presagire un epilogo del genere. È successo che lui si è fermato al momento, dopo le partio, le partio e il camion che arriva da Promaggior, che andava verso Sumaga, e lì la attraversata, il camion l'attacca a frenare, si è imbarcato, mi l'ho vista da parte della che mi viene quasi il camion, sono fatto 25 metri in drio e dopo sarà io oggi perché al momento l'ho vista proprio sotto. E dopo è successo che si vede lì la macchina, insomma. Si vede la macchina che è successo. Poi ha chiamato i soccorsi? No, non li ho chiamati mia, chiamati penso loro, come si chiama? I cinuini. Chiamai i cinuini. L'autotreno vuoto e condotto da un cittadino di Rovigo è piombato sull'auto, trascinandola sotto le ruote per una cinquantina di metri, finendo per abbattere un palo dell'illuminazione pubblica e mettendosi di traverso alla strada laterale. Subito, dalla vicina abitazione, hanno allertato i soccorsi, giunti da Portogruaro, con la polizia locale, i vigili del fuoco e i sanitari del SUEM, con i colleghi di Treviso a bordo dell'elicottero. Per estrarre Saviani, i soccorritori hanno dovuto azionare le pinze, ma miracolosamente l'uomo era cosciente e dialogava. È stato comunque trasferito all'ospedale di Mestre in elicottero per la diagnostica. Cause e responsabilità sono ora al vaglio degli agenti.